Se vuoi il mio parcheggio prendi anche il mio handicap, iniziativa dell'assessore Tuttolomondo. Tavolo tecnico per il ritorno degli studenti delle superiori a scuola, si è discusso di doppi turni e mezzi di trasporto. A discutere dei conguagli retroattivi arrivati agli agrigentini sarà la commissione regionale. Il biglietto costerà 2 euro in più, l'aumento del costo è stato approvato dal Consiglio del Parco. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Se vuoi il mio parcheggio prendi anche il mio handicap. L'assessore del comune di Agrigento Gianni Tuttolomondo, con delega tra l'altro all'abbattimento barriere architettoniche, ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Presentato ieri alla stampa dall'assessore Gianni Tuttolomondo alla presenza del sindaco Franco Miccichè, del comandante della polizia urbana Gaetano Di Giovanni e della consigliera comunale di Diventerà Bellissima Claudia Longi, un'iniziativa di sensibilizzazione che l'amministrazione di Agrigento ha voluto fare sul rispetto dei posteggi per i disabili. L'iniziativa, denominata Se vuoi il mio parcheggio prendi il mio handicap, è il messaggio che l'amministrazione comunale di Agrigento lancia per sensibilizzare infatti gli automobilisti al rispetto dei parcheggi per i disabili nelle vicinanze degli stalli di sosta riservati ai portatori di handicap. Un'apposita tabella, come vediamo dalle immagini, è stata mostrata oggi e nei prossimi giorni sarà posizionata sotto la segnaletica tradizionale che indica il posto auto riservato ai disabili. Un chiaro invito a riflettere e a rispettare i diritti altrui. L'iniziativa nasce dalla collaborazione, come ha detto l'assessore Tuttolomondo, con le associazioni del terzo settore, l'Unione dei Ciechi, le Nuove Ali, la Caritas, la Diocesana, Vita Autismo, CAP, Cooperativa Sociale, e mira a sensibilizzare la popolazione. L'ordinanza emessa dal comandante della Polizia Urbana di Agrigento su proposta dell'assessore Tuttolomondo prevede inoltre l'istituzione di circa 31 nuovi stalli riservati ai veicoli a servizio di persone disabili in possesso di apposito contrassegno. Tra queste la discesa Porto Empedocle, il piazzale Aldo Moro, uno in piazza Sinatra, via Ugo Lamalfa, piazza Vittorio Emanuele, Quadrivio Spinasanta, via Crone, 2 in via Atenea, una in via Belvedere fronte a Chiesa Santa Maria della Pietà di Giardina, una in via Belvedere sempre a Giardina Gallotti. Importante, significativo, ma prima di tutto devo ringraziare i due ragazzi qui accanto a me, l'assessore Gianni Tuttolomondo e il consigliere comunale Claudia Longi, che hanno fortemente voluto portare avanti questo progetto. Naturalmente Gianni come assessore al ramo e in prima persona è stato impegnato. Devo dire la verità, gli ho dato carta bianca perché il suo impegno è stato massimo, ripeto, assieme anche al consigliere Alongi, grande maturità, grande ingegno, perché come voi avete visto e avete anche fotografato, penso che sia forse unico in Italia questa tipologia di cartellonistica, che verrà quindi riprodotta per i 31 stalli che noi abbiamo sistemato per Agrigento, ma è l'inizio di una grande prova. È un tema a me molto caro, in quanto con le associazioni abbiamo deciso di sviluppare questa campagna di sensibilizzazione per cominciare un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche. Purtroppo capite bene che al momento le casse del comune sono quelle che sono, quindi non possiamo fare chissà quali progetti. Però questo credo sia un segnale importante che l'amministrazione dà ai cittadini, anche alle persone più in difficoltà, in quanto vogliamo inculcare nella nostra popolazione che il rispetto per l'altro, ecco, per la persona che non ci sta vicino, che magari non ci facciamo caso, perché è capitato sicuramente a chiunque di parcheggiare anche per 5 minuti in questo posto riservato, che è anche una violazione del codice della strada, ma anche lo schiaffo morale che si danno alle persone che soffrono un disagio. Quindi questo speriamo di dare sia una botta morale alla città, ma anche un ammonimento per dire: pensiamo un attimo a quello che stiamo facendo e rispettiamo gli altri. Sinceramente in questa campagna sono stato molto contento che il comandante, la mia giunta, il sindaco, che ero supportato anche con l'iniziativa parallela che abbiamo aumentato di 31 unità i posti riservati ai disabili per una prima tranche, che poi vedremo nel frattempo se ne serviranno altri, questo lo vedremo più in là.
Sinceramente questo, io ringrazio ancora Franco, il sindaco, per avermi dato questa fiducia immensa, come ringrazio il presidente Musumeci, l'onorevole Savarino, che è l'assessore Razza che mi hanno supportato, che è qua anche un rappresentante della via lista del mio partito, della via Longi, che mi sta supportando anche in questo e in tanti altri progetti. Io sono convinta che Agrigento abbia guadagnato tantissimo con un assessore come Gianni Tuttolomondo, perché si sta facendo portatore insieme a tutto il movimento di Diventerà Bellissima di una vera e propria battaglia di civiltà, e questo è il primo passo di grandi cambiamenti e grandi trasformazioni che ci auguriamo presto di vedere in atto in città. Un aumento e una differenziazione di tipologie del biglietto, ma anche un'offerta sempre più ricca e accettabile per il sito archeologico siciliano tra i più visitati al mondo, e che nell'era del Covid la scorsa estate ha superato persino il parco archeologico del Colosseo per numero di ingressi. Il biglietto infatti alla riapertura costerà 2 euro in più, quindi 12 euro rispetto al passato. Quello cumulativo, che consente la visita anche al Museo Griffo, passa a 20 euro. L'aumento del biglietto è stato approvato nel corso del Consiglio del Parco della Valle dei Templi di Agrigento. La seduta dello scorso 9 dicembre è stata anche quella dell'insediamento del sindaco Francesco Miccichè, che adesso fa ufficialmente parte del Consiglio del Parco della Valle dei Templi di Agrigento. Conferenza stampa al mattino di oggi al Comune di Agrigento dell'assessore alle energie rinnovabili Gerlando Principato, che ha presentato il PAESC, ovvero il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, appena completato e che deve essere subito inoltrato per poter accedere ai finanziamenti in scadenza il 31 dicembre prossimo. Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani al Comune di Agrigento indetta dall'ingegnere Gerlando Principato, assessore comunale. L'occasione è stata quella per presentare il PAESC, ovvero il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, appena completato, che deve essere inoltrato per poter accedere ai finanziamenti in scadenza il prossimo 31 dicembre. Allora, oggi è un giorno importante per Agrigento. Ci troviamo qui per guardare quello che è il PAESC. Il PAESC è il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. Da tanti anni, in sostanza da 7 anni, si sta ricercando la redazione del PAESC e finalmente è arrivata in conclusione. Dal 2013, con la sottoscrizione del patto dei sindaci, Agrigento è rientrata in un programma che l'attività amministrativa si era dato per riuscire a ridurre entro il 2030 del 40% le emissioni nell'atmosfera del CO2. Da 7 anni quindi si è percorso questo obiettivo, fino alla nomina a giugno. È stato nominato l'Energy Manager a giugno del 2020. Ci attendavamo che già il programma fosse stato redatto, in realtà abbiamo dovuto lavorare in prima persona, io in primis con la collaborazione dell'architetto Costara del settore dell'energia del Comune di Agrigento. Entrambi abbiamo lavorato giorno e notte, in un mese siamo riusciti a fare quello che diciamo in passato non si era fatto, o neanche da parte di chi aveva il progetto commissionato. È ovvio che l'ingegnere Mozart, il responsabile Energy Manager, nominato quindi a giugno, anche se nei mesi precedenti, nei 5 mesi precedenti, non aveva realizzato il piano, si è prodigato alla realizzazione anch'esso del progetto, e quindi ha sposato questa idea di raggiungimento dell'obiettivo. Perché il PAESC è fondamentale? Il PAESC è fondamentale perché è un documento che dà innanzitutto al Comune la possibilità di avere una strategia che sia sul pubblico che al privato, una strategia legata a quelle che sono le opere di sostenibilità, quindi efficientamento energetico, riduzione delle emissioni di CO2, attività strutturali relative all'efficientamento proprio dell'energia. Senza questo strumento i fondi che fino ad oggi anche il Comune aveva impegnato, noi abbiamo trovato nel nostro insediamento Agenda Urbana circa 3 milioni di fondi spendibili, nonostante sono stati realizzati i progetti, non potevano essere portati avanti come processo perché appunto mancava questo strumento. Da oggi possiamo attivare la macchina amministrativa per fare in modo che effettivamente tutti i progetti e l'energia possano essere portate avanti, e quindi Agrigento ha la possibilità effettivamente di rientrare in una sfera europea dove ci siano le condizioni di vivibilità e agibilità che la città merita.
Mi scuso con la città per il disagio procurato e ringrazio il consigliere Fontana per avermi fatto notare che non avevo informato la cittadinanza di quello che stavo facendo. Questo l'incipit di un comunicato stampa del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, che prosegue: siamo subito intervenuti per riparare il guasto al semaforo vicino alla rotatoria Giunone, ma ci siamo accorti che la centralina era ormai rovinata. Si è pensato quindi di mandare a ritirare il pezzo, ma abbiamo concordato che l'impianto, come anche gli altri, sono ormai vetusti e datati. Ho chiesto quindi di ammodernare l'impianto adeguandolo alle ultime tecnologie, in questo caso alla possibilità di controllare l'impianto da remoto e di intervenire tempestivamente in caso di necessità, cosa che è stata fatta e ora si aspetta solo che il pezzo arrivi in città. Appena giungerà, l'impresa che gestisce gli impianti lo monterà subito dopo e così il semaforo tornerà finalmente operativo. Nel frattempo un nuovo semaforo intelligente è stato installato a Montaperto con un controllo da remoto da parte degli autisti della TUA che, una volta giunti in prossimità della strettoia che tanti problemi ha creato finora, possono attivarlo e regolare così il passaggio degli automezzi. Ma l'amministrazione conta di adeguare tutti gli altri semafori presenti in città. I tempi non saranno lontanissimi, si parla di 1 o 2 mesi al massimo. Torno quindi a scusarmi per non averlo partecipato ai cittadini, ma questo non voleva dire che abbiamo sottovalutato il problema, anzi abbiamo pensato di fare di più di una semplice riparazione. Le nuove tariffe adottate dall'AT Idrica Agrigento e le bollette maggiorate inviate dall'ex Girgenti Acque ai cittadini a decorrere da gennaio 2018. In proposito interviene la Presidente della Commissione Ambiente Giussi Savarino, che annuncia l'audizione delle parti in causa innanzi alla stessa Commissione. La stessa Savarino afferma: mercoledì convocherà un'audizione sul servizio idrico nella provincia di Agrigento, con particolare riferimento alle problematiche dei comuni che hanno segnalato la criticità. Nella stessa giornata convocherò anche il commissario Giugni per continuare a monitorare lo sviluppo degli appalti sulle reti e sugli impianti di depurazione. È necessario seguire passo passo sia l'andamento degli appalti che la trasformazione societaria dell'ente erogatore del servizio idrico, ciò per garantire ai cittadini la qualità del servizio offerto e le tariffe a cui viene offerto. L'amministrazione comunale di Agrigento porta il Natale all'interno della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Contrada Petrusa. Giorno 16, mercoledì prossimo, il sindaco Franco Miccichè e l'assessore Roberta Lala porteranno all'interno della struttura penitenziaria 550 panettoni che saranno donati alla popolazione detenuta e a tutto il personale della casa circondariale. Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà e il presidente Carmelo Cantone ritengono opportuno che l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Miccichè provveda al cambio dirigenziale, motivando così gli stessi dirigenti e garantendo maggiore dinamicità alla macchina amministrativa. Gli stessi consiglieri aggiungono: si tratta di mantenere le promesse durante la campagna elettorale all'atto di insediamento da parte di Miccichè, ovvero l'impegno a riorganizzare dall'interno l'assetto comunale tramite il cambio dirigenziale. Peraltro, concludono i consiglieri, l'opportunità della rotazione dei dirigenti è ravvisata anche dalla normativa anticorruzione a tutela della legalità e della trasparenza. Il portavoce del centro storico di Agrigento, Saragallo, dopo aver consegnato al prefetto Maria Rita Cocciufa la petizione per richiedere mezzi con scala per i vigili del fuoco idonei per effettuare un intervento in pieno centro storico, ieri, accompagnata dal sindaco Franco Miccichè, ha consegnato la raccolta firme anche al comandante dei vigili del fuoco Giuseppe Merendino. Durante l'incontro, dichiara Saragallo, il comandante Merendino ha rassicurato che farà di tutto per richiedere questi mezzi alla regione siciliana, mentre il sindaco provvederà ad intervenire con la previsione di un impianto di idranti. L'eurodeputato siciliano di Alcamo Ignazio Corrao, da sempre uno dei più attivi e dinamici esponenti del Movimento 5 Stelle a Bruxelles, si è dimesso irrevocabilmente dal movimento e con lui anche altri 3 europarlamentari pentastellati. Spiegano che è una decisione figlia di un malumore che va avanti da diversi mesi. I dettagli nel servizio.
Il gruppo al Parlamento europeo, Verdi Ale, si allarga. Abbiamo accolto 4 eurodeputati italiani, diamo il benvenuto a Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato e Pier Nicola Pedicini. Esordisce così un comunicato stampa ufficiale del gruppo ambientalista e regionalista sorto nel 1999, in atto con una forza rappresentativa di 73 eurodeputati e che tradotto in italiano risponde a Alleanza Libera Europea. E continua: non vediamo l'ora di collaborare per portare più giustizia sociale, diritti umani e politiche verdi in Europa. Ed i 4 nuovi aderenti dal canto loro commentano: siamo felici di aderire a questa nuova collocazione, abbiamo votato a lungo e lavorato insieme su molte questioni e continueremo a farlo adesso, felici di portare l'esperienza mediterranea e la prospettiva italiana su ambiente, clima, biodiversità, diritti sociali, benessere degli animali e politica agricola. Vogliamo costruire un'Europa più aperta e trasparente. Siamo convinti di poter fare la differenza nel gruppo. Condividiamo le posizioni, i valori di uguaglianza, di genere, dialogo e lavoro di squadra. Questo invece quanto avrebbe dichiarato il presidente del gruppo, il francese Philippe Lamberts. Un giorno felice a Bruxelles, siamo lieti di accogliere 4 nuovi membri e da uno dei paesi fondatori dell'Europa. Abbiamo stretto un'amicizia, abbiamo votato insieme e lavorato insieme, ma veniamo all'analisi della mossa politica. Gli ex grillini, l'alcamese Ignazio Corrao, Evi, D'Amato e Pedicini dovranno adesso giustificare al loro elettorato l'adesione a un gruppo favorevole al MES e che loro stessi hanno sempre combattuto, non solo quello sanitario ma anche quello per le banche. I 4 ex pentastellati avranno spazi stretti per attaccare all'interno dei confini nazionali il governo targato PD Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Parrebbe anche che nella fresca conferenza stampa sia stato anche formulato questo quesito, al quale avrebbero risposto: in un gruppo c'è democrazia. I Verdi non sono una dittatura, abbiamo diverse posizioni ma la libertà di voto è garantita. Di norma le scissioni politiche, aggiungiamo noi, servirebbero per staccarsi dalla linea maggioritaria del proprio movimento o partito per affermarla altrove. Qui ci troveremo innanzi ad uno strappo, ad una giravolta europeista consumata per approdare in un territorio che non comprende le posizioni originarie dei 4 sul MES, vera ed attuale punta di diamante della polemica politica italiana. E per chiudere, sembra quasi che ci troveremmo di fronte alla classica frase: benvenuti ai fratelli italiani. Tra oggi e sabato è attesa una perturbazione che porterà molte nubi e associate piogge su buona parte del territorio regionale, più coinvolti i settori occidentali dell'isola, quindi il Trapanese, ma soprattutto la zona fra Agrigento, Gela e Ragusa. Intanto per oggi per l'Agrigentino la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Domenica aggiungeranno forti e freddi venti di tramontana. Vertice in prefettura per varare un piano per la ripresa delle attività didattiche. Alla riunione in modalità videoconferenza presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa è stato attivato il tavolo provinciale di coordinamento. L'incontro, si legge in una nota della prefettura, è stato pertanto finalizzato a effettuare un primo esame congiunto dei principali aspetti critici e delle ipotesi operative utili ad armonizzare gli orari degli istituti scolastici con quelli del trasporto pubblico locale. Nel corso della riunione, si legge sempre nella nota dell'ufficio del governo, sono state approfondite, alla luce della mappatura della popolazione studentesca effettuata dall'ufficio scolastico provinciale, costituita da oltre 7.000 studenti pendolari che raggiungono gli istituti secondari della provincia ubicati in 11 comuni, alcune soluzioni organizzative che prevedono orari scaglionati di ingresso e di uscita secondo 2 fasce orarie, mattina e pomeriggio, che tengano conto delle esigenze dei territori. Tale soluzione dovrà coniugarsi con un potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale sia mediante l'implementazione delle corse che con impiego di mezzi aggiuntivi. Dal prossimo 7 gennaio dunque gli studenti delle superiori potrebbero tornare in classe. Ne abbiamo parlato con Elisa Casalicchio, dirigente dell'Istituto Fermi, che ha tracciato un bilancio di questi primi mesi di didattica a distanza misti a qualche attività di laboratorio in presenza. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo presso l'Istituto Fermi qui ad Aragona con la dirigente scolastica Elisa Casalicchio. Come si vive questo momento di pandemia? Come lo state attraversando e quali attività sono consentite all'interno dell'istituto?
Praticamente questo periodo è un periodo molto brutto per tutte le istituzioni scolastiche, perché effettivamente non c'è la presenza costante dei ragazzi, però il nostro istituto, proprio perché è un istituto tecnico, un istituto professionale, e tenuto conto che l'ultimo DPCM ci ha dato la possibilità di aprire i laboratori, abbiamo deciso effettivamente di aprire i cancelli della nostra scuola e i ragazzi fanno attività laboratoriali ogni giorno, vengono a scuola per poter seguire in maniera proprio in presenza queste attività che devono svolgere, e questo è una cosa importante per il nostro istituto, tenuto conto che i laboratori sono il cuore pulsante della nostra scuola e che sono di fondamentale importanza per poter apprendere e per formare i nostri ragazzi dal punto di vista professionale, e quindi sia nelle 3 sedi, sia quella di Aragona, sia quella di Favara e quella di Racalmuto, i ragazzi frequentano in presenza. Speriamo comunque, siamo fiduciosi che dal 7 di gennaio la scuola possa riprendere, perché manca proprio nei nostri, questo rapporto continuo dei ragazzi sia con i loro coetanei e sia anche con i docenti. Ecco, le nuove iscrizioni, diamo un po' un accenno, quando saranno, quando si potranno fare? Allora, le iscrizioni partono dal 4 di gennaio fino al 25 di gennaio. In realtà anche quest'anno l'Open Day avrà un aspetto diverso, perché con la pandemia è difficile far arrivare da noi i ragazzi come gli altri anni, e così come sarà difficile per noi raggiungerli nelle loro sedi. Però noi abbiamo deciso ugualmente di procedere con l'Open Day. È chiaro che i genitori potranno venire a visitare la nostra scuola nelle 3 domeniche di gennaio, però previo appuntamento. Quindi daremo la possibilità a tutti i ragazzi delle terze medie di visitare i nostri laboratori, che sono veramente il fiore all'occhiello del nostro istituto. Sebbene sia una situazione difficile, ci manca lo stare assieme ai nostri compagni e relazionarci dal vivo con i nostri prof, la DAD nella nostra scuola ha funzionato e funziona molto bene. Da casa comunque riusciamo a seguire, a stare attenti, a essere concentrati ed anche a conseguire dei buoni risultati. Calano i contagi in provincia di Agrigento. Nelle ultime 24 ore registrati 40 nuovi casi positivi, altri 4 soggetti ricoverati e ben 120 guariti. C'è anche un deceduto. Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 1048, di cui 62 ricoverati, 1932 guariti, mentre i deceduti sono 84. Coronavirus, nuova ordinanza di Musumeci. Ecco le novità in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio per limitare il contagio da coronavirus. Vediamo. Nuove disposizioni per chi arriverà in Sicilia durante le festività natalizie. Le prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci, dopo un confronto con il comitato tecnico scientifico e medici di base e il presidente dell'Anci Sicilia. Chiunque arrivi nell'isola dovrà registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ed essere in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare rinofaringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'isola nei giorni immediatamente antecedenti per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a 4 giorni. Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, ha diverse opzioni. Può recarsi in un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del sistema sanitario regionale. Se negativo, potrà recarsi al domicilio con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo 5 giorni. In alternativa si può andare in un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Chi non segue nessuna delle precedenti procedure, come ultima ipotesi, ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni nel proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, ovvero all'ASP di pertinenza.
Previsti poi ulteriori misure limitative e finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive del contagio da Covid-19. Durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici, i titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare all'ASP il numero massimo di clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale. I centri commerciali, plurinegozio, dovranno munirsi di strumenti contapersone agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti. I titolari di ristoranti e pizzerie hanno anche l'obbligo di conservare l'elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno 2 settimane. I sindaci potranno consentire agli esercizi pubblici l'orario continuato e adottare altresì misure limitative di accesso alle aree comunali. L'ordinanza del presidente Musumeci prevede anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che supporteranno le ASP per tutta la durata del periodo emergenziale nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test. Lei ricorda quando io dissi a febbraio che conveniva non far scendere nessuno dal nord? Errori commessi anche al governo nazionale, mi riferisco. Errori degli altri, sì, li abbiamo impediti, è andata bene, dobbiamo impedirlo anche questa volta, naturalmente con una cautela che consenta a chi si sottopone a tampone di poter trascorrere le festività con i propri cari. Non è giusto penalizzarlo ulteriormente. Quindi il cittadino che vuole rientrare in Sicilia, che non sia un pendolare o che non si sia allontanato negli ultimi 4 giorni, può farlo purché porti l'attestazione di essersi sottoposto a tampone molecolare e di essere risultato negativo. Può in alternativa partecipare al drive-in e quindi sottoporsi al tampone rapido. In alternativa ancora può andare in un laboratorio privato a spese sue, sottoporsi a tampone e a produrlo all'ASP di competenza. Mi pare che in questo modo riusciamo a non rendere ulteriormente pesante e triste questa ricorrenza natalizia, ma al tempo stesso ad evitare che ci possa essere una condotta superficiale tale da determinare una ricaduta in termini di contagi. Presidente, i sindaci potranno utilizzare delle misure ancora più restrittive come è stato fatto in passato? I sindaci possono chiudere, interdire al pubblico alcune aree che si ritengono particolarmente suscettibili di assembramento, possono anche consentire l'orario prolungato per evitare che si possa concentrare la folla della clientela in determinate ore e possono chiedere l'ausilio delle associazioni di volontariato perché molto spesso le forze dell'ordine hanno bisogno anche di collaborazione da parte delle associazioni che cooperano per evitare le indiscipline collettive. Il giallo di Ilenia, morta dopo una lite e un cocktail di cocaina. In un video consegnato da un cittadino alla polizia si vede una donna che la colpisce. 3 anni fa Ilenia era stata già protagonista di una brutta vicenda. L'allora fidanzato aveva tentato di darle fuoco cospargendola di benzina. Era stato arrestato, ma lei lo aveva difeso. Originaria di Messina, si era trasferita a Catania per iniziare una nuova vita. Vediamo. È giallo sulla morte all'ospedale Garibaldi di Catania della 26enne messinese Ilenia Bonavera. La ragazza aveva una ferita d'arma da taglio all'altezza della spalla, ma non è ancora chiaro se è stato questo a provocarle la morte. L'accoltellamento sarebbe avvenuto durante una lite nella zona San Cristoforo della cittadina etnea. La giovane sarebbe stata colpita da 2 fendenti e avrebbe perso molto sangue. Trasportata in ospedale, è morta giovedì notte. Per far chiarezza sulle cause del decesso, la Procura di Catania ha disposto l'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni. La squadra mobile è al lavoro per far luce sulle ultime ore di vita della giovane che si era trasferita a Catania per motivi di lavoro.
Il nome di Ilenia non è nuovo alle cronache. Nel gennaio del 2017 era sopravvissuta al tentativo dell'ex fidanzato di bruciarla nella sua abitazione di Messina. In quell'occasione la giovane era finita in ospedale per profonde lesioni al viso. La polizia scoprì poco dopo che il fidanzato le aveva lanciato del liquido infiammabile addosso sulla porta di casa. La ragazza cercò di coprire il gesto criminale compiuto dal suo ex, difendendolo anche sui media nazionali che si interessarono della vicenda. Nel 2019 il giovane venne condannato a 10 anni in corte d'appello per tentato omicidio. 3 anni dopo quella terribile vicenda, la giovane messinese ha trovato adesso la morte, in circostanze ancora da chiarire, a Catania. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Donati gli organi di Giulia Raggini, la giovane rimasta vittima di un tragico incidente avvenuto il 6 dicembre scorso nel Messinese. Salverà 6 vite, tra cui una neonata in condizioni gravissime. C'è il servizio. L'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Martino di Messina, con una nota, esprime il più sentito ringraziamento ai familiari della 26enne Giulia Raggini, che in un momento di profondo dolore hanno deciso di autorizzare il prelievo degli organi. Giulia, di Pace del Mela, era rimasta coinvolta sabato scorso in un gravissimo incidente nella frazione Archi di San Filippo del Mela. La ragazza, dopo diverse ore di agonia, si è spenta al Policlinico di Messina, dove era stata trasportata con l'elisoccorso. Il suo cuore ha cessato di battere per le gravissime ferite riportate nello scontro tra la Smart, condotta dal fidanzato, e una Fiat Panda, alla cui guida si trovava una 79enne di San Pierniceto. I familiari hanno autorizzato la donazione degli organi, regalando la vita ad altre persone in varie località d'Italia. La procedura, che è andata a buon fine, dichiara il direttore sanitario, dottore Antonino Levita, assume per noi un significato ancora più profondo, non solo perché rinnova un gesto d'amore verso il prossimo, ma anche perché tutto ciò avviene in un momento particolare. Auspico che questo grande gesto di altruismo, dal quale dipesa la sopravvivenza di almeno altri 6 pazienti, alcuni dei quali ormai in condizioni disperate, possa ispirare in tutti anche il senso della ripresa e della rinascita. Ci auguriamo inoltre che possa rappresentare, oggi più che mai, un esempio da seguire. Si tratta di una scelta, aggiunge il dottore Francesco Poliatti, coordinatore della donazione e trapianto d'organi e tessuti del Policlinico, che ha consentito di salvare in più parti d'Italia diverse vite umane, tra cui quella di una neonata in condizioni gravissime. Come abbiamo dimostrato, l'azienda è sempre pronta a fornire risposte di alto profilo, e questo assume un valore enorme, specie nelle circostanze attuali, nelle quali purtroppo la pandemia ha rischiato di fare passare in secondo piano altri temi irrinunciabili, quale quello della donazione e del trapianto. Il gesto di questa famiglia riaccende così la speranza non solo di chi attende un gesto di enorme altruismo, ma in tutti noi di poter tornare presto a godere di una vita più serena. Ars approvata la legge demanio marittimo, l'apertura a nuove licenze accende lo scontro. La norma concede tempo fino alla fine dell'anno per chiedere la proroga automatica delle concessioni. C'è anche un'apertura alla possibilità di nuove licenze in riva al mare. Vediamo. Prende fattivamente il via il riordino del demanio marittimo siciliano, puntando su digitalizzazione, trasparenza e semplificazione delle procedure. La legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana su proposta dell'assessore all'ambiente Toto Cordaro, introduce importanti novità in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni regionali e ribadisce il principio della libera fruizione del demanio marittimo, prevedendo l'obbligo per i concessionari di consentire il passaggio libero e gratuito delle aree in concessione per raggiungere la battigia anche al fine della balneazione. Ci sarà tempo sino al 28 febbraio per presentare la richiesta di rinnovo della concessione marittima sino al 2033 per i circa 1.200 soggetti che a causa dell'emergenza dettata dal Covid-19 non sono riusciti a presentare l'istanza entro i termini previsti, e sarà autorizzato il rilascio di nuove concessioni in vista dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo adottati in via preliminare dai comuni nel
nel caso in cui non risultassero coerenti con le previsioni definitive dei piani approvati andranno adeguate entro 90 giorni, obbligo che non riguarderà comunque le concessioni già esistenti. I comuni costieri avranno tempo sino al 30 giugno per l'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo. Decorso questo termine sarà l'assessore al territorio ad adottare provvedimenti sostitutivi. Diamo finalmente commento all'assessore Cordaro risposte certe ad un comparto particolarmente rilevante per il tessuto economico della nostra regione, che è stato pesantemente provato dall'emergenza sanitaria, e una norma prosegue il componente del governo Musumeci che consente di raggiungere obiettivi importanti in tema di certezza del diritto, di trasparenza amministrativa e di buone pratiche attraverso l'informatizzazione delle procedure e la tutela degli utenti. Un ruolo di primo piano sarà svolto infatti dal portale del demanio, demaniomarittimo.regione.sicilia.it, realizzato dal Dipartimento dell'Ambiente con personale e mezzi propri senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, che consentirà di ottenere la totale informatizzazione delle procedure. Dal 1 gennaio prossimo infatti tutte le nuove richieste di concessione ed autorizzazione e le istanze pendenti al 31 dicembre dovranno essere inoltrate e gestite in formato digitale attraverso il portale, uno strumento che consentirà agli utenti di verificare lo stato del procedimento amministrativo e al Dipartimento la gestione telematica delle istanze, la creazione di una database con le concessioni e l'anagrafica dei soggetti autorizzati in modo da assicurare in tempo reale informazioni aggiornate sullo stato e sulle modalità di utilizzo delle coste siciliane. Novità anche sotto il profilo della semplificazione, del decentramento delle procedure. La firma dei provvedimenti finali in materia di demanio marittimo viene delegata agli uffici territoriali STA, riducendo così i tempi di conclusione del procedimento e semplificando l'iter amministrativo. Viene amplificata infine la tipologia di attività che può richiedere una concessione demaniale marittima, introducendo attività ricettive diffuse e open air. Palazzo Ducale dei Tomasi di Lampedusa nel comune di Palma di Montechiaro partecipa al concorso Art Bonus 2020. Il progetto in gara consiste in interventi di manutenzione, protezione e restauro delle sale dello splendido palazzo risalente al 600, uno dei segni più tangibili della presenza in città dei Tomasi di Lampedusa, antica e nobile famiglia di cardinali, santi e scrittori. Chiunque può votare il progetto, basta andare sul sito. Per votare c'è tempo fino al prossimo 6 gennaio 2021. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.